la terza Pasqua del Budo, organizzata dal maestro Cantagalli Gianfranco della Samurai Club di Cagliari, responsabile anche tecnico del Xen Budo nazionale. Regionale. Nella commissione nazionale del Xen Budo. Una nuova organizzazione che abbiamo fondata per diffondere proprio un'attività sportiva che è fra le più valide ed è quella che facciamo tutti noi in Sardegna e siamo ben felici di farla al meglio delle possibilità e con questa organizzazione supponiamo che ciò sia possibile. Ecco, questo ente di propaganda è valido, quindi è riconosciuto dal CONI, è convenzionato anche con la FICTEDA? Ha una convenzione riconosciuta con la FICTEDA e firmata dal segretario generale Di Maggio ed è una col CONI non ha niente a che vedere, è riconosciuta dal CONI, è promossa dal CONI, ma è un'organizzazione parallela al CONI. E visto che in Italia l'organizzazione sportiva, fino a quando non fanno un ministero adatto ed esclusivamente soltanto per lo sport, è ancora un po' in una situazione di ambiguità, possiamo definirla. Ecco, ma veniamo a questa organizzazione, a questo grosso lavoro che lei ha fatto, questa Pasqua del Budo, questa rassegna di arti marziali, è patrocinata da chi? Patrocinata dall'assessore sportivo allo sport della provincia di Cagliari e dal senatore Nanni Loi, una persona molto ben disposta ai problemi dell'isola. È un fatto anche molto importante quello del partito in cui milita, è una dimostrazione che la sua attenzione verso i problemi che ci travagliano è sempre attenta, è sempre presente, è sempre valida per poter far svolgere determinate manifestazioni che in altro modo altrimenti non si sarebbero mai potute fare. E purtroppo noi, penalizzati come siamo, perché viviamo in un'isola abbastanza distante dal resto del continente, abbiamo bisogno di sovvenzioni e di grosse spese, andiamo incontro a grosse spese per poter promuovere qualsiasi attività sportiva. Ecco, quindi finalmente un interessamento anche da parte dei politici sardi, quindi dei vari assessorati allo sport e così via. Senza dubbio, abbiamo infatti un interessamento, in questo caso principe, da parte del senatore Nanni Loi, però anche altri politici dimostrano un certo interessamento nei nostri riguardi e questo ce ne fa onore perché finalmente stiamo riuscendo a far capire anche a queste persone che noi contiamo, che noi ci siamo, che noi abbiamo bisogno di essere, abbiamo bisogno di praticare, di fare attività sia per migliorare noi stessi e migliorare anche insieme al resto degli atleti nazionali. Ecco, quest'anno mi sembra che c'è una novità nella Pasqua del Budo organizzata da voi. È una nuova disciplina che in Italia è abbastanza sconosciuta o salvo si vede solo in qualche TV privata, qualche incontro, qualche dimostrazione. Sì, come al solito anche quest'anno abbiamo cercato di dare un qualcosa di diverso a tutte le manifestazioni che vediamo in Sardegna e abbiamo trovato l'anno scorso, per esempio è venuto il maestro Chang, 10° grado di Kung Fu da Milano con i suoi migliori atleti. L'anno precedente abbiamo portato il Kabuki, un teatro molto importante nella storia del Giappone, nella storia dell'Estremo Oriente in generale. Quest'anno finalmente, vista la moda come sta andando avanti, abbiamo portato anche una bella gara dimostrativa, speriamo, e ne siamo certi, una bella gara dimostrativa di catch con due grossi nomi che si faranno strada e che sicuramente arriveranno a maggiori traguardi e a più grandi allori. Sono Master Leonard, un tedesco, e Grizzly, un sardo che ha lavorato molto con questa attività all'estero e finalmente arrivando qui in Sardegna adesso cerca di praticare, di diffondere e continuare lo studio di questa sua disciplina. Grazie maestro Cantagalli e al prossimo anno. Grazie a voi per la partecipazione, sempre così numerosa ed attiva. Siamo veramente riconoscenti. Grazie.